Abbiamo il piacere di avere qui ospite a QDP News Beppo Tonon. Vi chiedo un applauso perché se lo merita. Grazie. Ecco, e la signora mi ha già annunciato quello che volevo dire. Beppo Tonon è un volto televisivo famosissimo, l'avete visto, ho detto fatto, e tantissime trasmissioni della RAI, ma non soltanto in Italia, anche all'estero. Io ho una fortuna che casualmente sono diventato amico di Beppo e facciamo tante cose insieme, mi fregio della sua amicizia e me ne vanto. Sono io che sono fortunato di essere amico di quelli di Cison. Questo mi fa molto piacere. Ecco, una cosa che avviene con regolarità ci sono, le persone passano di qua ma poi ritornano perché diventano nostre amiche, e Beppo è un amico di Cison, è un amico di Artigianato Vivo, basta alzare il telefono e Beppo arriva. Poi tra l'altro qui ho un carrettino del gelato che fa del gelato splendido e vi consiglio di andare a assaggiarlo. E questo è un momento di pubblicità, grazie. Pubblicità occulta, come si dice. Cosa ci farà Beppo? La sua specialità. Lui è un decoratore, fa delle opere d'arte con la frutta e con la verdura, e questo è artigianato, perché l'artigianato non è soltanto il legno, l'artigiano è una persona che trasforma la materia prima. La sua materia prima sono la frutta e la verdura. Beppo fa dei capolavori con la frutta e la verdura. Con un'anguria cosa fai di solito? Allora si può fare un po' di tutto. Quello che farò qui stasera sarà un po' il mio bigliettino da visita, che è una mia invenzione che ho fatto un po' in tutto il mondo, ed è un pavone creato con un'anguria e con gli spiedini di frutta. Tempi molto stretti perché si potrebbe fare di tutto, ma poi vi perderei tutti per strada. Io chiedo 10 minuti di tempo per poterlo fare, va bene? Se ci dedichi anche un quarto d'ora noi non scappiamo. Ma magari lo dedichiamo in chiacchiere, quello va bene. La bellezza è proprio la velocità in questo caso, no? Poi a me ha colpito una cosa, è come, non so, se vedete un chirurgo che dice ma è così bravo e queste mani grosse. Beppo è così bravo ma ha 2 mani enormi. Grandi. Un dono della natura. Si fermano tanti, ma che mani hai? Mani Allora posso partire? Tu vai, partiamo allora. Meno che posso. La scultura vegetale, nella scultura vegetale tutto quello che la natura ci dà noi la dobbiamo sfruttare. In questo caso abbiamo il picciolo che diventerà l'occhio di questo pavone. Il picciolo diventerà, e da qui partiremo, poi cercherò di svilupparla con una serie di intagli. Qui io sono abituato, lo faccio in 6 minuti di solito, ma qui me ne chiedono almeno 15, allora farò qualche riccio in più che di solito non faccio per occupare il tempo. Ogni riccio è un capriccio. Esatto, e allora parto. Lavorerò con uno scavino e uno spelonchino. Modifico un attimo questa parte. Tenete presente che artigianato, è vero artigianato questo? La scultura vegetale, lo scalco, già nel 500 lavorava nelle corti, lavorava dei principi, dei papi, ed era una figura molto importante perché era l'addetto al taglio delle carni in cucina, era esperto nell'intaglio, conosceva l'anatomia degli animali. Nel 700 circa questo personaggio aumenta di grado e lo affiancano a un'altra figura che si chiamava il trinciante, che era l'esecutore manuale. Erano le 3 figure in cucina nelle case dei nobili una volta: il credenziere, lo scalco e il trinciante. E tu saresti? Io sarei lo scalco. Allora, lo scalco era informato sul protocollo di servizio, gestiva tutto il ricevimento, il credenziere era quello che forniva tutti i materiali, e lo scalco è quello che operava a livello manuale. Abbiamo fatto una serata tanto per occupare questi 15 minuti che vogliono. Un paio d'anni fa agli Estensi, dove sono a Parma, mi sembra, a Parma, dove è stata proprio io facevo lo scalco, c'erano tutti vestiti in costume, una cosa straordinaria. Ospite era di più di questi anni, perché era ancora vivo Pavarotti, perché c'era anche lui, va bene, e io andavo a tutte le anche tu? No, lui è sempre un po' in distante, sai, un po', però a lui ho fatto un pavone con un melone che era l'unica cosa che avevo, e la coda l'ho fatto con delle ciliegie. Era quello che... Esatto. E cosa voglio dire? Lì c'erano tutti questi donne con dei vestiti straordinari, dove io andavo a intagliare perché non potevano sporcarsi le mani. Torniamo al 700.
Nel Settecento un principe decide di far uscire dalla cucina lo scalco e di fianco ai signori intagliava la carne, la frutta e la verdura per evitare di dare in mano i coltelli ai commensali, perché temeva che diventassero armi sinistre, pericolosissime come in politica adesso d'altronde, no? Poi pian piano questo tipo di lavoro è andato un po' a morire. La più grande esaltatrice della nostra cucina è stata Caterina de' Medici, che ha portato tutto poi a Parigi quando si è sposata, e così. Oggi qual è il vantaggio oggi? Che mentre una volta questi lavori erano solo nelle case di potenti, oggi sono alla portata di tutti, è diventata una cosa democratica. Beh sì, Beppo, non basta accendere il televisore se lo abbiamo a casa. Dove ho messo adesso gli occhiali? Ho messo gli occhiali, sono di qua. Allora, partiamo con questo intaglio. Il pavone ha una crestina di piume nella testa, poi ha la testa con il becco, che io vado a incidere, così. Poi ha il collo che è molto lungo e non è mai rigido, e quindi è un po' curvo. E poi qui ha lo spazio per la coda. Adesso vado a intagliare, fare un taglio vicino a quello che ho fatto. E tolgo questa fettina di buccia solo per vedere dove. Vedete come ho fatto l'intaglio. Ma le angurie tu le prendi casualmente o devono avere una giusta maturazione? No, la maturazione è meglio che non siano troppo mature, perché sennò scoppiano. Però è un po' la forma che a me interessa. Possiamo fare di tutto con tutto, però se dobbiamo farlo assomigliare al pavone dovrebbe essere un po' più piccola anche di questa, ma questa è quella che ho trovato, la più piccola. Deve essere un po' allungata per poter dare un po' di slancio. Taglio qua. Poi si possono fare fiori, si può fare di tutto. Allora scegliamo quelle, prendo lo scavino, faccio questa simulazione di piume nella testa. È una cosa, gli arnesi che usi si trovano. Si trovano, una volta non si trovavano, adesso però con questo evento della decorazione tutte le coltellerie si sono attrezzate e troviamo di tutto, anche se alla fin fine bastano 3 coltellini. Ricordo che quando ho iniziato avevo una valigia da fare invidia a un elettricista, poi pian piano più imparavo e più vedevano che adesso giro con 2 coltellini. Forse era anche un fatto psicologico, avevo bisogno di avere tanti attrezzi per sentirmi tanto bravo. Sicuro. Ecco, adesso non ho più bisogno degli attrezzi. I necessari sì, però. E allora qui ho staccato, vedete, la testa, vedete, e il collo, che è molto elastico, si gira e si piega. Adesso farò una serie di incisioni, che qui di solito li faccio solo come un volume, ma visto che abbiamo il tempo a disposizione, lo faccio con 3 volumi, tanto per allungare un po' di più il tempo, Quanti pavoni hai rifatto nella tua vita? Quintali, non so il numero, tanti. Questa è un po' una mia invenzione, l'ho fatto diventare un po' il mio bigliettino da visita. In pratica l'ho fatto in tutto il mondo, ma sto parlando dagli Stati Uniti al Giappone, dal Messico al Canada, al Venezuela, alla Russia e avanti avanti, anche di fronte a 60 tra vescovi e cardinali in Vaticano l'ho fatto. Io ho visto qualche foto, mi sembra che c'era il cardinale Bertone. Anche con il cardinale Bertone l'abbiamo fatto, sì. E poi alla fine io ero un po' anche imbarazzato, devo dire la verità, davanti a tutti sti capellini rossi e viola, no? Alla fin fine gli imbarazzati erano loro, perché si sentivano, sembravano dei pulcini in mezzo alla storia, proprio imbranati. E qui mi fermo, che ho fatto questa parte, adesso potrei continuarlo così, ma siccome ho un po' di tempo in più faccio un secondo volume, quindi parto da un'altra parte. Il tutto comunque devo cercare di dare un'armonia al tutto. Poi sapete che questa è la parte così di scultura, possiamo dire, no? Ma quanto è vero che l'aquila è ali,
e artigli, tanto è vero che il pavone è coda, quindi è quella che fa la differenza, no? Beh, come spiegare una cosa, tu sei diventato così veloce perché i tempi televisivi richiedono questo? Allora, io sono già veloce di mio, però queste cose se le fai in televisione, se vuoi farle vedere, ne parlavamo proprio prima che è venuto qui a trovarci il nostro amico e amico di Cision Fabio Campoli, grande personaggio di televisione di cucina. 5-6 minuti hai, altrimenti cambiano canale, no? E allora per motivi proprio di velocità stringi, tagli dappertutto, arrivi alla sintesi, no? Che poi alla fin fine la semplicità diventa anche un po' il punto d'arrivo. Sai Beppo che sfondi una porta aperta. Il nostro QDP è un giornale che funziona esattamente così. La gente ha poco tempo, noi diamo notizie veloci, un 200 parole per articolo, sì, perché è inutile dire il superfluo, la gente non ha tempo. Non ha tempo, questo è vero. Scrivi tanto, non leggono niente, scrivi poco, leggono tutto. Perfetto. Più parli e meno ti ascoltano. E questa qui è la prima parte, vedete, la metà. Mi sono preso 2 minuti di più di quello che sono di solito, no? Perché l'avrei chiusa tutta con questo taglio. Però cerchiamo di riempire il tempo. Altra parte, questo è un lavoro a specchio, farò dalla parte opposta a quello che ho fatto di là. Non sarà mai uguale, per quanto io ce la metta, ma a parte che non ce la metto neanche, perché se fosse tutto, non è fatto a macchina, è fatto in modo artigianale e ogni pezzo è a sé e non può essere uguale a un altro. Ti chiedo anche un'altra cosa. Dimmi, in cucina, e quanto importante è la presentazione di un piatto? Guarda, qui stai scherzando un po' con il fuoco, no? Perché se non fosse così avrei perso metà della mia vita inutilmente. Il primo dei nostri sensi è la vista, che condiziona il palato. Se noi vediamo una cosa preparata bene, siamo anche disposti a pensare che sia buona. Quindi è il primo approccio, è importantissimo secondo me. Mia nonna lo chiamava un piatto di buona ziera. Non c'erano molte cose, erano poveri una volta, ma lei era famosa perché era bravissima a presentarlo. Perciò con poco ti presentava una tavola imbandita. Questo è anche un po' un dono naturale, sai. C'è un dono di natura che una persona ha, che con poco fa niente, cioè con niente fa tanto, va bene? E quindi, ma poi una volta, sai, mangiavano poco, avevano i sapori nostri, e adesso che mamma mia a volte mi vengono perfino i sudori da morto a pensarmi, quando vogliono fare il passo più lungo della gamba, che il risotto con il cioccolato, ma vai. È una cosa bella, non è un controsenso, cioè vederti te lavorare in televisione è come vederti dal vivo qui, e ci siamo. Però tutti questi programmi, Masterchef e compagnia briscola, ma il cibo dovrebbe essere assaggiato, è questione di sapori, di odori, di profumi, cioè è una cosa che non ho mai capito. È una moda, a me per esempio, io sono tanto contrario. Io ho 3 amici che adesso stanno registrando le puntate del più grande pasticcere, sono tutti 3 amici miei. Lì per forza devono fare i cattivi, quelli che brontola, che urlano dietro. Io non sono mica d'accordo su queste cose qui. Un po' di civiltà ci vuole dappertutto, non è che se uno urla sia bravo. Non so, adesso bisogna fare sto show che a me, proprio veramente a me non piace questa parte che fanno, non piace. C'è un Roberto Rinaldini che voi vedrete, perché penso che andranno in onda da ottobre, che è stato un mio compagno di squadra quando abbiamo fatto la Coppa del Mondo di gelateria. Perché sapete Beppo è il capitano della squadra italiana che difende i colori dell'Italia ai mondiali di gelateria. Io sono andato a vederlo a Rimini, è una cosa strepitosa, è come seguire la nazionale di calcio, ti entusiasmi. Una volta siamo arrivati secondi, che sono venuto a vederti, però... Insomma dai. Vabbè, ci sono anche disgrazie peggiori di arrivare secondi. Sì, arrivare terzo. Esatto. Comunque dicono, questo qui, e lui è, sì, credo che sia l'unico che è naturale, perché lui è sempre il muso duro. Va bene. A me mi fa venire anche un po' nervoso, è bravissimo, perché ha un vero talento, però sempre come sorridi un po' alla vita, no? Mangiare è gioia, è divertimento, cosa ti metti a fare? E poi sti poveri ragazzi che vanno a fare sti concorsi, selezioni,
400 selezionati per salire nel 10 alla fine, bastonati, sentono parole, sembra un campo di battaglia lì, non un campo di divertimento, non lo so. Non sono d'accordo su questo sistema televisivo. Un'altra cosa, Beppo, ma nelle cucine a casa generalmente vediamo sempre le donne che sono i fornelli, un po' adesso di più gli uomini, però gli chef generalmente per una percentuale altissima sono uomini. Mi spieghi sta cosa? Cosa ti posso dire? Non sono ancora, non perché non siano brave, perché se vuoi una cosa più buona, la più sensibile è la donna, capisce 100 volte più dell'uomo, diciamocelo sta cosa. Magari può essere interpretato come un lavoro di fatica anche, però io so delle chef donne che sono di una bravura straordinaria, lì credo che non ci sia tanta giustizia, in fondo, perché ce ne sono alcune che meriterebbero di essere più in vista e non lo sono, altri perché sono magari ben coperti o perché hanno la faccia da cafone che sono in vista, perché anche quello da dire, e non facciamo nomi, però le donne sono più brave, ma stiamo zitti, perché qua se no ci mangiano. State attenti, questa è la parte dell'intaglio, ok? Adesso, come ho detto, tanto è vero che l'aquila è ali, tanto è vero che il pavone è coda, no? Allora io mi sono preparato un po' di spiedini di frutta, andiamo a appoggiare in una coppa questa anguria e andiamo ad applicare la coppa. Come sono questi spiedini di frutta? Ananas, kiwi, fragole, contrastati nel colore. Mi fa piacere vedere spiedini di frutta perché qua girano spiedi di carne da giorni. Vedi che ci sono anche spiedini di frutta, no? Allora, questi qua sono gli spiedini e andiamo ad applicarli. È logico che è un'anguria, no? Qui dobbiamo un po' portare col pensiero a pensare al pavone. Questa è una cosa che ne vado anche un po' fiero, lo dico un po' anche così piano ma con forza, perché è stata una cosa che io ho inventato avendo i pavoni nel mio giardino ed è la cosa in assoluto più copiata nella scultura vegetale. E mi fanno tanta pubblicità perché siccome l'ho sempre presentato io, chiunque lo copi, quando qualcuno lo vede dice subito quello ha copiato Beppo Torrone, quindi mi fanno un'altra pubblicità ancora. Se uno è bravo, io non sono geloso che mi copino, anzi mi arrabbio se non mi copiano, perché vuol dire che non faccio cose interessanti se non copiano e neanche mi nascondo quando lavoro. Questo lo dicevano anche gli amici di Cison perché Artigianato Vivo ci sono un sacco di tentativi di imitazione. Ogni tanto il presidente si gira le scatole ma gli dice se sei bravo ti copiano, altrimenti nessuno si interessa a te. Allora, qui ci vorrebbe adesso tipo un suono di tamburi. Non ce l'abbiamo. E se non ce l'abbiamo giriamo lo stesso. Per recuperare, grazie, quei 3 minuti che non abbiamo, se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare, io risponderò, se non so rispondere mi chiuderò in un dignitoso silenzio. Mi farebbe piacere perché questo contatto con il pubblico è quello che cerchiamo qui ad Artigianato Vivo. Chi è che si fa coraggio? Nessuno? Come nessuno? No. Abbiamo detto così, abbiamo fatto scappare. Eccolo qua. Io per la prima volta ho visto questa cosa qua fare dai cinesi. Però hanno una tecnica diversa, sono quelli che lavorano nelle navi, fanno volti, fanno orchestrine, questa qui invece è una tecnica più italiana, quindi un'emozione veloce, lì sono abituati nelle crociere soprattutto che fanno queste cose qui, signora. I thailandesi è un'altra tecnica ancora, una tecnica straordinaria ma televisivamente non vale niente perché a tempi per fare un'anguria ci vogliono 3 ore. Io non avrei mai tempo 3 ore per fare un'anguria. Tra l'altro comunque complimenti perché mi piace tantissimo quando c'è lei e sua figlia.
Dove ha detto fatto? Sì, lo vedo sempre all'Antonellina. Lo siamo detto fatto quando vado con mia figlia nel programma del pomeriggio. Riprenderemo il 7 di settembre, signore. Complimenti. Grazie. Beppo? Grazie. Altre domande? È una domanda te la faccio io, Beppo. Cosa hai in programma adesso in autunno per televisione? Mamma mia. Domande Sono tanti impegnative. programmi. Adesso dobbiamo finire con l'Expo prima di tutto. Tu sei presente a Expo Milano? Sì, siamo ancora altre 4 giornate da fare all'Expo. Il 6 di settembre saremo a fare gelato a tutte le pattuglie del mondo rivolto. Perché Con il nostro sapete, carettino del gelato. Beppo è un amicone delle frecce tricolori da sempre. Esatto. Poi abbiamo tante ancora cose. Poi c'è Alice che ci aspetta, ci ha detto fatto e ne abbiamo da fare. Ma a Calozio ci sei mai? Ci sono, vado in giro quando non ho niente di fare a Calozio, altrimenti io mi fermo a Calozio. Perfetto. Ok. Signore e signori, Beppo Tolò. Grazie a tutti. Grazie.